Sardegna, Africa. Il tragico epilogo di un sogno imprenditoriale. Tragedia in Kenya. Severino Zunchedu, un 41enne originario di Burchei, muore in uno scontro frontale con un camion. Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato sulla costa del Kenya, tra Watamu e Kilifi. Il 41enne di Burchei era da solo in auto quando c'è stato il violentissimo impatto. Severino, che in Sardegna aveva vissuto anche a Maracalagonis, trascorreva lunghi periodi in Africa, dove aveva persino avviato una sua attività. Ma cosa ha causato lo scontro frontale con il camion in quella strada? La dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità locali del Kenya. L'ambasciata italiana è stata attivata. Una tragedia che lascia sotto shock l'intera comunità di Burchei e la Sardegna. Le indagini continuano per ricostruire l'accaduto. Io mando le mie più sentite condoglianze alla famiglia e un grande abbraccio. Seguimi per restare aggiornato sugli sviluppi di questa triste vicenda che tocca la nostra isola. Iscriviti al canale se vuoi supportarmi, metti like e grazie davvero per tutto quanto. Alla prossima notizia, ciao!